L'incontro che si sta svolgendo oggi qui a Villa Settembrini a Mestre, una delle sedi della Giunta regionale del Veneto, in particolare una sede della Direzione Cultura, è un appuntamento che si colloca nell'ambito di un progetto europeo SMAT che ha come finalità la messa in rete e quindi il fatto di far incontrare, far conoscere e far collaborare insieme il mondo della produzione artistica col mondo imprenditoriale. Quindi oggi qui sta accadendo questo, ci sono stati degli incontri legati proprio a delle forme di affinità fra artisti ed imprenditori, ed insieme oggi qui presentano quelli che sono i loro progetti che vogliono insieme elaborare e produrre. La tematica dell'incontro fra l'impresa e la cultura è un tema molto caro alla Regione del Veneto, alla Giunta regionale, che in questi ultimi anni si è particolarmente impegnata per mettere in atto processi e fenomeni di incontro tra questi due mondi che sembrano così lontani ma che invece poi alla fine sono molto vicini ed insieme vanno a costituire anche una parte importante dell'economia della nostra regione ed insieme vanno a contribuire a un buon welfare che vede ovviamente nella cultura uno degli elementi a supporto del benessere dei cittadini. Nel progetto SMAT l'Università Ca' Foscari ha trasferito su scala europea la sua esperienza accumulata negli ultimi anni nello studio delle relazioni tra i sistemi imprenditoriali e i sistemi di produzione culturale e artistica. Il nostro focus è stato ed è soprattutto anche con questo progetto quello di far dialogare il mondo degli artisti, della produzione dell'arte con il mondo d'impresa, non solo attraverso la filantropia e la sponsorizzazione, ma attraverso progettualità concrete, per cui quello che abbiamo fatto con un processo articolato di coaching e di incontri e di quello di portare alla conoscenza reciproca e allo sviluppo di progettualità 13 artisti, 13 aziende che oggi si presentano e che continueremo a seguire fino alla concretizzazione delle loro progettualità. Anna Piratti mi ha proposto un progetto che parte da una comunicazione performativa, quindi da una performance, per approdare alle arti visive tramite alcuni scatti fotografici. Il titolo sarà DAP, che vuol dire discorso alla pari. Tutti i clienti e tutti i collaboratori di Artemisia verrebbero contattati con un'email. In questa email si chiede a tutte le persone di scegliere un oggetto che devono comunque sentire come un oggetto a cui sono affezionati, un oggetto con cui riescono a relazionarsi con un surreale discorso alla pari. Cosa significa questo? A me è piaciuto molto la metafora che ha usato l'artista per poter comunicare, ed è una mia necessità attuale di galleria, quindi di commercio, di proposta al pubblico, questo cambiamento dal settore dell'antiquariato ad un settore che è per molti aspetti totalmente diverso, che è quello del design fuori produzione. Territorio, innovazione, passione, concretezza. SMAT ha rafforzato un po' tutto questo, rafforzando, appunto, aumentando il legame che abbiamo con il territorio. Diverse proposte, noi abbiamo scelto una che è l'artista che l'ha rappresentata, perché è riuscito a leggere, è riuscito a capire e a dare una risposta concreta a quello che probabilmente era il desiderio, che è il desiderio in questo momento dell'azienda, quello di raccontarsi. Questo raccontare Contarina in piazza, in un luogo pubblico, ha un duplice valore. Siamo un'azienda pubblica, è giusto che il pubblico, insomma, sia la piazza, no? E in un'altra lettura è portare in piazza, perché riusciamo in questo modo anche a ringraziare chi lavora tutti i giorni, che non siamo solo noi, perché la responsabilità è condivisa, perché è il cittadino proprietario di questa azienda ma che si dà da fare, e non da ultimo
dare la possibilità al cittadino stesso di toccare con mano, di avvicinarsi a questo mondo dei rifiuti che ha una sua bellezza, ha una sua ricchezza ed ha un suo valore profondo che Kenske è riuscito a rappresentare. Insomma, ci è piaciuto quello che riuscirà a dire. Mi ha impressionato questa montagna di immondizie che cadevano dal cielo. Allora, sì, da lì mi è venuto in mente che invece di far vedere così come era visita guidata al centro, sarebbe un'idea di portare proprio questo fenomeno di montagna che sta creando lì direttamente in spazio pubblico. Susegana sarà uno dei primi stabilimenti in Italia e poi anche nel resto del mondo che affronterà una trasformazione digitale. Andremo appunto ad investire su dei nuovi macchinari in grado di essere controllati e sincronizzati a distanza, in grado di fornire dei dati in tempo reale, creare delle piattaforme, delle app in modo da controllare, gestire e comunicare soprattutto quelli che sono gli andamenti, i trend delle nostre attività produttive. Il nostro obiettivo è di creare nel nuovo stabilimento una sorta di comunicazione tra il dipendente e tutti questi dati nuovi che si troverà a vedere, ma anche con i quali si troverà ad interfacciarsi. Crediamo appunto che l'arte ci possa aiutare in questo processo di trasformazione per rendere appunto questo processo di trasformazione partecipativo con i dipendenti e ci aiuti anche a trasferire questi dati che sono magari a primo impatto complicati in un qualcosa di più semplice, esteticamente anche piacevole e che possa anche creare un'interazione con i nostri dipendenti. Scegliere con loro i dati e trovare dei modi gradevoli non solo di rappresentarli ma anche di fruirli, quindi fare un lavoro per creare con loro degli spazi in cui la tecnologia non sia invadente ma che assomigli un po' all'effetto che ci fa sederci in mezzo alla natura. La nostra richiesta era di riuscire a realizzare un qualcosa che rompesse un po' gli schemi della comunicazione classica. In questo progetto cerchiamo un po' di unire la parte tecnologica, la parte tradizionale, che sono un po' i due polmoni dell'azienda al momento, coinvolgendo il più possibile. Credo che la parte bella del nostro dialogo iniziale sia stato quello di arrivare assieme a un concetto per cui quello che è la loro fama rispetto al design, quindi all'aspetto esterno della macchina, rovesciare la prospettiva e quindi fare vedere invece la macchina dall'interno. Vogliamo entrare nel cuore della macchina con un'esperienza, credo che sia la parola più giusta per definire quello che forniamo, ludica, creativa, innovativa, e quello che desideravano loro era che fosse coinvolgente. Dopo diversi anni in cui l'azienda aveva collaborato con il mondo dell'arte, proprio su richiesta degli artisti che chiedevano i loro prodotti per l'alta qualità, l'azienda decide di diventare promotrice in qualche modo dell'arte fatta appunto con il neon, e quindi iniziano una serie di collaborazioni molto importanti. Quello che noi vorremmo fare adesso a grandissime linee è, insieme ai FART, loro dispongono già di 2 direttori creativi, quindi di entrare in dialogo con l'azienda e mettere su carta quello che può essere un manifesto di quella che ora provvisoriamente noi abbiamo proposto come land art industriale, ovvero un filone di progetti, di idee che si svolgano lungo il terraglio in questo museo dell'accumulo, ma che poi in realtà possa essere anche scalabile. Noi vogliamo farlo nascere lì perché vogliamo dare ancora di più l'idea, insomma, che FART, cioè dare anche un luogo fisico, ecco, all'idea che FART sia un accentratore di realtà artistico-industriali, e realizzare quindi, poi entrando in dialogo con le altre aziende del territorio,
con altri artisti anche appunto che sono all'interno poi di questo nido creativo, perché tanti stanno lavorando sia in quelle zone sia in modalità simili. Un'altra cosa importante su cui noi lavoriamo come Studio Tonnato è realizzare dei progetti che si sposano benissimo con il neon, perché ci piace creare temporaneamente una realtà che sia fuori dalla realtà, cioè passare in un luogo che abbia un fortissimo valore simbolico già acquisito, già conosciuto, e ribaltarlo e portarlo in un'altra realtà, e creando una dissonanza fortissima e quindi anche di fondo una forza di conoscibilità. Hostess Club è un online travel agency veneziana. Si tratta di una piattaforma attraverso la quale è possibile prenotare online alloggi a basso costo in tutto il mondo. Il nostro target è formato principalmente da viaggiatori molto giovani, dai 18 ai 35 anni. Vogliono abbracciare la loro esperienza di viaggio in un modo più completo. Questo, secondo noi, può avvenire solamente in ostello. Si condividono degli spazi fisici, ma lo spazio che viene condiviso è anche quello emozionale, perché si creano delle sinergie tra i viaggiatori che riescono a condividere storie e esperienze e che quindi vanno a creare una comunità. Possono esserci delle forme d'arte che si sposano perfettamente con la nostra missione, ed è infatti per questo motivo che abbiamo deciso di partecipare a SMAT, con la speranza di trovare un progetto e degli artisti che rispecchiassero quello che noi vogliamo comunicare, quindi un senso di contatto reciproco. Il progetto che abbiamo pensato di sviluppare verrà sviluppato negli ostelli, verranno scelti degli ostelli e sarà un progetto site specific. Qual è il progetto concretamente? Saranno delle performance di danza contact. Il nostro punto vendita si trova proprio sotto la Basilica Palladiana, che storicamente è un po' il luogo dove nasce l'oreficeria anche a Vicenza. Io ormai 10 anni che lavoro all'interno e ho creato una mia linea di gioielli simbolici che appunto approfondisce il gioiello sia come veicolo di simboli archetipici. Il gioiello simbolico è una cosa estremamente personale, per cui ognuno di noi può avere il suo simbolo da voler indossare. Ho incontrato Pietro D'Agostino e in realtà noi ci siamo trovati molto su questa cosa del concettuale e del simbolico, e tramite il processo che lui ha di utilizzare questa carta foto, che è praticamente una pellicola fotografica che, appoggiandoci degli oggetti, prende l'impressione e le forme di questi oggetti. Da lì lui fa un'elaborazione 3D che poi è possibile quindi stampare e quindi creare un oggetto fisico da una esperienza vissuta sulla bidimensione all'inizio. E da qua ci è venuta l'idea di sviluppare, fare un laboratorio. L'eventuale committente e cliente potrebbe fare lui il processo con la carta foto da viaggio, e diventando praticamente un coautore, creando un pezzo unico nel suo genere. Abbiamo scelto di lavorare con Spela perché la materia del pane per lei non è nuova, nel senso che nella sua carriera artistica lei ha già fatto un percorso di studio di questa materia, e quindi ci è sembrata perfetta questa collaborazione. Da una parte abbiamo la fotografia di Spela e da una parte abbiamo il pane di Pane Quotidiano. Quello che Spela vorrebbe è ritornare a quella che è una realtà, possiamo dire artigianale, un gesto più semplice, più immediato. Pane Quotidiano con il pane sta facendo questo tipo di percorso. Dalla qualità si è passati alla quantità. Quello che Pane Quotidiano vuole fare è ritornare alla qualità del prodotto. Vogliamo far conoscere il lavoro che facciamo e il prodotto che
che vendiamo, che facciamo, per cui il pane. Creare da qui una consapevolezza del prodotto che c'è dietro, che è molto di più del semplice pane che noi vendiamo. Poi verrà creato uno spazio dove si potranno sviluppare le immagini. In questo senso noi uniremo la coesione sociale all'interno della nostra realtà, ma anche con la cittadinanza. Noi abbiamo deciso di collaborare con Federico per realizzare un'area interna all'azienda di formazione, un'area che sia di condivisione, di meeting, ma anche di relax, perché volevamo che all'interno ci fosse una sorta di polmone verde, qualcosa di naturale, qualcosa che fosse vivo. Ci siamo subito incontrati perché condividiamo entrambi il mondo orientale, il legame con il mondo orientale, il desiderio di contatto con la natura, con le persone. Il mondo, anche la poetica, in questo caso del denim, perché loro usano un materiale che è un jeans, e studiando questo materiale, leggendo, ho trovato tantissime connessioni con il mio lavoro, che è un lavoro da land artista della natura. Cosa che fortissimamente ci caratterizza è un tipo di lavorazione molto particolare. Sono dei tessuti di cotone che vengono imbevuti di porcellana, su cui poi noi serigrafiamo una stampa. Quindi una cosa che mi interessava, che a me personalmente interessava molto, era sfruttare questo tipo di tecnica che ci contraddistingue e vedere che cosa si poteva ottenere da tutti questi esperimenti che noi abbiamo fatto. Sono rimasto impressionato prima della qualità del lavoro, dell'altissimo artigianato, ma quello che mi ha più colpito sono stati i ritrovamenti di questi frammenti, di questi scarti di produzione che loro devono buttare. Quando ho visto questi scarti, questi ritagli, mi sembrava di aver scoperto qualcosa di archeologico e ho detto: perché non proviamo a fare qualcosa con questi scarti? Se riuscissimo effettivamente a creare anche una nuova linea di prodotti o un nuovo modo per produrre qualcosa di diverso dal figurativo, che è quello che fino ad adesso ci ha contraddistinto, sarebbe assolutamente un plus. Mi mancava lo sguardo artistico esterno per poter appunto arrivare a questo tipo di sperimentazioni. Il focus a questo punto non è effettivamente sulla linea di prodotti che potrebbe eventualmente uscire, ma proprio sulla sperimentazione di tecniche nuove di foggiatura, sullo sfruttamento per esempio appunto dello scarto, del frammento che se fosse stato all'interno dell'azienda non sarebbe assolutamente mai venuto fuori. Nell'ultimo anno ha iniziato a seguire un percorso che noi abbiamo definito green, che ci ha portato a fare delle scelte sempre più mirate verso la tutela ambientale. Eravamo curiosi e volevamo cercare di capire se c'era la possibilità di creare ulteriori legami con l'arte e con la nostra azienda. Loro infatti sono riusciti a cogliere perfettamente la vicinanza della nostra azienda ai concetti di innovazione tecnologica e attenzione all'ambiente, convogliandoli in un progetto altamente per noi innovativo, originale e dalla forte ricaduta ambientale. Il progetto si chiama Tracciante e consiste praticamente nell'installazione di un filtro ai tubi di scappamento dei nostri mezzi a noleggio, in grado di trattenere lo smog e quindi tutte le emissioni inquinanti per convertirle in inchiostro. Dopo aver installato questo filtro che produce inchiostro, noi abbiamo voluto produrre delle opere artistiche che riflettono su questa problematica ecologica.
Tracciante è un'opera, sì, ma è il nostro strumento che ci serve a indicare insistentemente ciò che è, diciamo, al di sotto della soglia del visibile, fino a che non sia percepito dal maggior numero di persone possibili. Verlata gestisce dal suo avvio progetti di formazione lavorativa rivolti a persone con disabilità e persone svantaggiate. Tra i vari servizi di cooperativa nasce nel 2013 il progetto di fattoria sociale Don Manfree. La fattoria vuole essere un luogo di incontro con nuove modalità di espressione dei propri valori attraverso l'arte, nuove forme di accoglienza. Quindi è uno spazio che desidera essere abitato, vissuto e desidera raccontarsi. Gli artisti che abbiamo scelto sono Alessio Ballerini e Simona Sala. Abbiamo visto in loro la possibilità e una forte potenzialità di un'apertura di nuovi canali relazionali che possono portare contaminazioni e cambiamento. L'utenza diventi la vera protagonista della proposta verso l'esterno, capovolgendo quindi il paradigma di servizi utenza, quindi diventare generatrice essa stessa di servizi o di occasioni per la cittadinanza. Il progetto prevede un'azione di soundscape e videoarte, articolandosi in un workshop sperimentale ed esperienziale, con successiva divulgazione nel territorio. Un laboratorio sensoriale e di educazione acustica e coinvolgere direttamente gli utenti della fattoria e il territorio stesso contemporaneamente. L'intento è trasformare lo spazio da un punto di vista sonoro, distinguere ed affinare le percezioni sensoriali. Come suona il nostro spazio quotidiano, che suono diffondiamo, insomma educazione appunto all'ascolto. L'opera finale che vogliamo sviluppare sono dei singoli ritratti audiovisivi che comporranno un'unica opera che riusciranno a parlare sia di Verlata, quindi della fattoria, e sia di individui.